Ciao dal Muffa, il Museo delle Farfalle e delle Falene. Oggi affronteremo un argomento un po' spinoso, sia perché è un po' complicato e noioso per molte persone, sia perché secondo qualcuno è un argomento delicato perché, lo capirete subito. Oggi parliamo della razza, perché nelle farfalle esistono le razze e oggi cerchiamo di fare chiarezza su che cosa significhi una razza, che in biologia, in zoologia quantomeno, è il sinonimo di sottospecie. La razza geografica identifica popolazioni di una stessa specie che hanno sviluppato delle differenze perché sono state isolate per tanto tempo. Facciamo un esempio concreto. Vi ho portato qui una specie molto nota, la famosa Ornithoptera, una delle farfalle più grandi del mondo. Ornithoptera priamus. Questa è l'Ornithoptera priamus che vive in Nuova Guinea, che si attribuisce alla sottospecie Poseidon, quindi Ornithoptera priamus Poseidon. Nelle vicine isole Salomone vive una Ornithoptera molto diversa, l'Ornithoptera priamus urvillianus. Appartengono alla stessa specie, ma le popolazioni sono rimaste separate per così tanto tempo da aver sviluppato dei caratteri molto ben riconoscibili, sono molto diverse. Pensate che addirittura queste due farfalle erano considerate specie diverse fino a poco tempo fa, solo che poi studiando altri caratteri morfologici, non solo il colore, si è visto che erano troppo simili per essere considerate specie diverse. In zoologia si considera una razza geografica o sottospecie quando due popolazioni separate geograficamente sviluppano dei caratteri che le diversificano. Quanto devono essere diverse è assolutamente arbitrario, però in zoologia è accettato il fatto che di fronte a una differenza del genere queste due farfalle che appartengono a due popolazioni diverse debbono essere considerate sottospecie diverse, quindi razze geografiche diverse, anche se la differenza è esclusivamente del colore. E potrei farvi migliaia di esempi del genere. La comunità scientifica accetta questo e dice sì, se chi descrive un animale nota che ci sono delle differenze significative, ma non dice quanto. In realtà ancora non sappiamo quanti geni, non c'è una ricetta che dice se ci sono tot geni diversi tra le due popolazioni allora vanno considerate sottospecie, quindi razze, oppure specie diverse. No, perché i geni possono influire più o meno nella forma e nel fenotipo, cioè in come poi si sviluppa un organismo. Quindi, essendo arbitrario questo modo di classificare, non esiste alcuna regola, semplicemente chi ha descritto queste due farfalle ha detto sì, mi sembrano abbastanza diverse da poterle attribuire a razze geografiche diverse. Quindi in zoologia, quantomeno, la sottospecie indica semplicemente che ci sono delle differenze tra le due popolazioni. Qui abbiamo un altro bellissimo esempio, questo è il Papilio ulysses, una specie sempre asiatica, viene dall'Indonesia. Questa invece è un Papilio ulysses dell'isola di Manus, che è una piccola isola al nord della Nuova Guinea. Anche in questo caso vediamo delle notevoli differenze di colorazione. Infatti vengono attribuite a due razze diverse. Questo è il Papilio ulysses ulysses, quindi la sottospecie ha lo stesso nome della specie perché è stata la prima Papilio ulysses che è stata descritta, e questa adesso si chiama Papilio ulysses gabrielis. Nessun zoologo, scienziato, studioso, collezionista ha dubbi sul fatto che queste debbano essere considerate sottospecie diverse, razze diverse. Ricordiamo che due razze, per essere considerate tali, devono essere separate geograficamente, per cui non si devono mescolare tra di loro, perché se noi mescolassimo queste due sottospecie o queste due, probabilmente alla fine si arriverebbe ad avere una popolazione con colorazioni intermedie. E adesso vi faccio vedere che cosa è successo qua alla Casa delle Farfalle proprio riguardo questo argomento. Qualche anno fa abbiamo ospitato delle sottospecie diverse di Morpho Eleanor che provenivano dal Centro e dal Sud America.
La Morpho Eleanor è una delle farfalle più note per le nostre serre, sono tra le più belle, le più appariscenti, le più eleganti e ne esistono decine, anzi almeno 30 o 40 sottospecie in Centro e Sud America. Quindi esistono delle diverse popolazioni di Morpho Eleanor che alla fine hanno sviluppato differenze specialmente nella colorazione. E questo è un esempio. Questa è la Morpho Eleanor del Suriname che abbiamo ospitato proprio un paio di anni fa. Nello stesso momento abbiamo ospitato anche la Morpho Eleanor Narcissus che proveniva dal Costa Rica. Queste morfo volavano insieme nella nostra serra dedicata al Centro e Sud America. E cos'è successo? Beh, alcune si sono innamorate dell'altra razza e quindi si sono accoppiate e alla fine hanno dato origine a degli ibridi che sono nati proprio all'interno delle nostre serre. Qui potete vedere un ibrido che è nato da noi che rappresenta proprio una via di mezzo tra la sottospecie razza Narcissus e la sottospecie razza Eleanor. Quindi perché due farfalle vengano considerate di razze diverse, devono però appartenere alla stessa specie. In poche parole, se queste due morfo non si fossero incrociate nelle nostre serre, oppure si fossero incrociate ma avessero dato origine a dei figli, a degli ibridi sterili, come succede tra il cavallo e l'asino, allora avremmo dovuto considerarle due specie diverse. Ma i figli di questo incrocio erano perfettamente fertili e si sono riprodotti a loro volta, quindi possiamo dire con certezza che queste due razze appartengono alla stessa specie, ma a diverse razze geografiche, cioè sottospecie. Mi spiace che affrontare un argomento così complicato, ma molte persone mi vengono a chiedere: ma qual è la differenza tra razza, specie, sottospecie, varietà, forma? Ecco, di varietà e forma ne parleremo un'altra volta, sono le cose che non c'entrano con le razze e le sottospecie, ma non voglio complicare questo argomento che già di per sé è molto complicato. Quindi, per concludere, cosa possiamo dire? Che negli animali basta una differenza sostanziale della colorazione perché gli scienziati, gli studiosi la attribuiscano a sottospecie diverse. Per gli umani, invece, il trattamento è diverso. Francamente, non ho ancora capito perché. L'ho chiesto ai genetisti, l'ho chiesto ai antropologi, ma nessuno mi ha ancora dato una spiegazione convincente. Eppure la maggior parte della comunità scientifica è d'accordo nel non considerare le diverse popolazioni umane separate geograficamente con notevoli differenze, per esempio di colorazione, ma non solo, non vanno considerate razze diverse. Non ho capito perché, quale sarebbe il problema. Magari un giorno qualcuno me lo spiegherà. Intanto, sicuramente le due morfo di razze diverse non se le sono certamente presa perché noi le abbiamo considerate appartenenti a sottospecie, quindi razze geografiche diverse. Grazie per averci seguito, ci vediamo alla prossima puntata. Dal Muffa con 3F.